Di nuovo qui amici, bentrovati. All'incrocio tra Vicolo Sant'Urbano e via Gabriele Rosa c'è la poco conosciuta chiesa di San Desiderio. Centro antico. Dietro via Musei, nella gradevole cornice di Vicolo Sant'Urbano, c'è una piccola chiesetta oggi sconsacrata ed usata come sede di un'associazione teatrale. È la chiesa di San Desiderio. Le notizie su questa piccola chiesetta sono scarse, forse la sua fondazione risale addirittura all'VIII secolo, in epoca longobarda. Quel che è certo è che i primi documenti ufficiali risalgono al XII secolo. Il santo a cui la chiesa era dedicata è incerto, forse si tratta di San Desiderio di Vienne, vescovo e martire francese, forse invece è San Desiderio di Langres, genovese, o forse ancora è dedicata a Desiderio, l'ultimo re dei Longobardi, che fondò a Brescia il monastero di San Salvatore, non molto distante da qui. La storia della chiesa è legata ad una vicenda importante. Nel 1512 i francesi, guidati da Gaston de Foix-Nemours, assediano e saccheggiano la città. San Desiderio, posizionata all'interno delle mura fortificate della cittadella viscontea, viene trasformata in rifugio per i cittadini colpiti dall'assedio. Nel 600 invece, ormai già sconsacrati, chiesa e convento diventano un ambulatorio per i bambini malati di colera. State a sentire l'aforisma di oggi. Chi gigo de nascundu, presto tarde il fa maru. Fermi lì, restate con noi a tra poco. Centro antico. Bene, allora, chi giga da nascundu presto tarde il famaru. Non è facilissima, ma sono certo che qualche bravo, abile bresciano ci aiuterà a scoprirlo. Andiamo. Ecco, la signora? Ombretta. Signora Ombretta, chi giga da nascundu presto tarde il famaru. L'ha mai sentito? No, questo no mai. Riuscirebbe a tradurlo, signora Chi Ombretta? gioca di nascosto presto o tardi fa vabuco, non so, fa maru, non so cosa vuol dire. Penso che voglia dire tipo tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, più o meno. Amici, guardate il volto di questo gentile signore, soffermatevi un attimo sul taglio degli occhi, ce l'hanno presentato, anche noi non ce l'abbiamo fatta all'inizio, il signor Roberto Boni, primogenito del grande amatissimo sindaco Bruno Boni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Bene, allora signor Roberto, anche lei ora si sottopone simpaticamente ai nostri detti. Chi gigo de nascundu presto tarde il fa maru. Chi gioca troppo di nascosto presto tardi viene scoperto. Questo è un detto bresciano, è anche un po' il significato della schiettezza bresciana. Così era papà? Sì, papà era molto schietto e diretto, lui era un politico sui generis, lui se aveva qualcosa da dire lo diceva. E gigami da nascundu. Mai. Chi fa... Chi gioca da nascundu, praticamente chi vive nel torbido, prima o poi viene scoperto. Bravo, bene. Attenzione amici, il barista torinese. Il signore di spalle impegnato nella schedina genovese. Genovese, Belin, un classicone, come dice... Belin, e che cosa fai qua a Brescia? Una bresciana mi ha portato... Fregatura. Bravo. E qui c'era un signore che non era proprio italiano, neppure bresciano, né genovese, è cingalese. Allora, noi qui abbiamo un cingalese, ti chiami? Gian, Pure noi abbiamo Gian. C'è Gian, c'è Andrea di Genova e c'è Davide di Torino e dovremmo chiedere ora un detto, un proverbio in dialetto bresciano. Davide, proviamo con te. Chi gigo de nascundu. Ce la fai fino a qua? Bravo Davide, è impegnato. No, nascondino, de nascundu. Presto tarde el famaru. Chi gioca, chi fa le cose a umma, prima o poi ci lascia, vengono a galla. Ci sono promosso? Sono commosso. Sei promosso commosso? Promosso e commosso. Chi giga de nascundu presto tarde il fa maru. La traduzione: chi gioca un po' di nascosto nel sotterfugio, nel torbido, prima o poi viene scoperto. È un avvertimento a essere un po' meno furbi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima.